Don Fulvio, dove ci mettiamo noi? Con la celebrazione di questa Santa Messa si concludono oggi le solenni celebrazioni in onore di San Tiziano, vescovo e confessore, patrono della nostra diocesi di Vittorio Veneto. Vissuto nel VII secolo, egli guidò la chiesa di Oderzo in un tempo in cui l'invasione longobarda ne aveva spezzato l'unità geografica, mentre le controversie teologiche avevano incrinato la comunione tra Roma e molte diocesi. La generosa carità di Tiziano e la sua limpida fede fecero di lui un grande vescovo, attento alla sua gente, ma anche profondamente legato al successore dell'Apostolo Pietro nell'annuncio autentico del Vangelo. Dopo la sua morte nel 632 venne presto venerato come santo e le sue spoglie furono traslate a Ceneda, divenuta nuova sede vescovile della diocesi. Anche dopo molti secoli continui egli ad intercedere ancora presso il Signore il dono dello Spirito Santo e sostenga il cammino della nostra Chiesa nella testimonianza della carità e nell'annuncio del Vangelo. Nel celebrare questo nostro patrono, oggi ci ritroviamo come cori parrocchiali ad animare questa Eucaristia. Come fu per San Tiziano, così anche la vita di ciascuno diventi inno di lode all'amore di Dio. Al termine dell'Eucaristia sarà impartita anche la benedizione papale, che otterrà l'indulgenza plenaria a quanti, comunicati e confessati, partecipano a questa celebrazione. Prepariamoci a vivere questa liturgia di lode, che iniziamo con il canto Iste Confessor, che troviamo nel sussidio predisposto. Humilis pudicus sobriam duxit sine labe vitam done cumanos anima vindaure spiritus artus. Cuius oprestat
sans meritum frequenter, egraque passim iacuere membra, viribus morbis Domitis salutis restituuntur. Noster incilli chorus obsequente, concinit laudem celebresque palmas, ut bis eius precibus iuvemur, omne perrequum. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia, riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio perché ci esalti nell'ora della sua visita. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano nostro patrono e di tutti i santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna.
benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unicenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipete precationem nostra. Sede sacresterum Patris, miserere nobis, omnium tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, con Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. O Dio, sorgente della vita, che nel tuo spirito di verità e di amore hai illuminato i nostri padri con la luce della fede e li hai sostenuti nella fedeltà al Vangelo con il ministero di San Tiziano Vescovo. Concedi alla nostra Chiesa di crescere nella conoscenza e nella lode del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì,
Come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Parola di Dio. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Prostratevi al Signore sul suo atrio santo. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, egli giudica i popoli con rettitudine. Annunciate a tutti i popoli meraviglie del Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza. A un altro, invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza. A uno, nello stesso Spirito, la fede. A un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni, a uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia,
a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Parola di Dio. Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamato lo sposo gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui. Parola del Signore. Gloria a te,
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria, i suoi discepoli credettero in lui. Festa di manifestazione, dunque, la festa di nozze a Cana di Galilea. Ce lo ricordava 15 giorni fa la bellissima antifona al Magnificat dei Vesperi del giorno dell'Epifania, che parlava di tre manifestazioni. Sapete che Epifania vuol dire manifestazione. La prima manifestazione è appunto quella ai magi, ricordata dall'Epifania. La seconda, quella abbiamo celebrato domenica scorsa lungo il fiume Giordano nel battesimo di Gesù, altra manifestazione. E poi questa, quella compiutasi alle nozze di Cana. Egli manifestò la sua gloria. Nell'Epifania Gesù si è manifestato come luce e speranza per tutti, per l'umanità intera. Ogni uomo, rappresentato dai magi, è oggetto della amorevolezza, della bontà, della proposta di amore che si realizza in quella nascita. Nel battesimo al Giordano, Gesù, dalla voce che scende dal cielo, è manifestato come il Figlio amato, che realizza la salvezza per noi uomini caricandosi sulle sue spalle i nostri peccati. Si mette in fila con i peccatori, lui che è senza peccato, togliendo i nostri peccati con la sua morte in croce e con la sua risurrezione. Tant'è vero che Giovanni Battista, che lo battezza, lo indica: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. A Cana di Galilea ci viene rivelato, ci viene manifestato che con questa missione Gesù porta nella vita degli uomini la vera gioia, la vera festa, il vino buono. Perché il vino è proprio simbolo della gioia, della festa che devono caratterizzare la vita degli uomini, almeno nel proprio desiderio. Gesù realizza al di là delle risorse umane ciò che il cuore dell'uomo, di ogni uomo, desidera, senza però riuscire a raggiungerlo, la gioia vera, la festa che non finisce. È una festa quindi questa di oggi, anzitutto di contemplazione di Gesù, di contemplazione della sua opera di salvezza. Sempre la liturgia e la parola che risuona in essa ci aiutano a conoscere Gesù. E questa oggi in modo particolare. Ma è una festa anche che diventa un'occasione in cui siamo invitati, spinti direi, noi stessi a diventare persone che manifestano qualcosa. Lo intuiamo, lo intravediamo nelle parole di Maria ai servi: fate tutto quello che egli vi dirà, ogni cosa che egli vi dirà, fatela. Se Gesù manifesta la sua gloria, anche voi diventate manifestatori della sua parola, del suo comandamento, della sua stessa vita. Questo in qualche modo ci induce a fare Gesù. Anche in noi quindi deve realizzarsi una manifestazione. Ma quale? Credo che se ci venisse fatta questa domanda di brutto, tu che sei discepolo di Gesù, cosa devi manifestare? Risponderemmo: ma io devo manifestare la fede, devo manifestare la speranza, devo manifestare la carità, devo manifestare il Vangelo. Certo, è vero. Però se ci fermassimo qui, probabilmente non faremmo tanta strada. Perché? Ma perché da un lato cadremo facilmente nella presunzione: io sono uno che manifesta il Vangelo, io sono uno che manifesta la fede, la speranza, la carità.
un po' presuntuosi. Io sono un manifestatore di tutte queste robe. Anche perché poi, d'altro lato, se guardiamo la nostra povertà e la nostra fragile realtà, ci accorgiamo ben presto che siamo capaci di manifestare veramente poco. Ci accorgeremmo che nella nostra vita ci sono tante debolezze, tante incoerenze e che la presunzione di diventare noi manifestatori del Vangelo di Gesù con le nostre risorse si scontra proprio con queste nostre contraddizioni. E allora capita, come spesso avviene nella nostra esperienza spirituale, che allo slancio e all'entusiasmo un po' presuntuoso iniziale succede che cosa? La delusione e lo scoraggiamento. Purtroppo questa è l'esperienza che molto spesso noi stessi facciamo. E in conseguenza di questa esperienza diciamo: ma cosa vuoi che manifestiamo noi quando sentiamo che il Papa ci dice bisogna che siate missionari, bisogna che siate testimoni? Cosa vuoi che siamo testimoni noi? Cosa vuoi che ci esponiamo a testimoniare, a comunicare, a trasmettere la nostra fede? Faccio fatica a viverla? Mi scontro con le mie incoerenze? Mi accontenterò di viverla dentro di me, un po' di questa fede in Gesù, di andare a messa, di fare una preghiera, ma senza tanto metterla in mostra. Vedete, la difficoltà a vivere lo slancio missionario di cui il Papa ci incoraggia trova proprio qui una delle sue radici più consistenti. Siamo convinti di essere noi a diventare manifestatori, noi da soli. E poi ci scontriamo con le nostre povertà e diciamo non è possibile, meglio che lasciamo perdere. Eppure una manifestazione ci deve essere anche per noi. E la strada giusta ce la suggerisce San Paolo. Non so se avete fatto caso, forse è sfuggita, ma nella seconda lettura c'è una frase molto bella, potete controllare nella lettura che avete in mano. A ciascuno è data una manifestazione. Una manifestazione, certo, a ciascuno è data una manifestazione dello Spirito per il bene comune. Ecco la manifestazione. Manifestazione non della nostra bravura, delle nostre bravure personali, non della nostra perfezione morale che non esiste praticamente mai, ma dello Spirito. Una manifestazione dello Spirito Santo, è Lui il protagonista, non noi. E poi continua, una manifestazione dello Spirito per il bene comune, non per l'esaltazione della mia immagine, della mia identità, per il bene di tutti. Ecco allora il modo giusto di vedere le cose. Ho ricevuto dei doni, ognuno li ha ricevuti, pochi o tanti. Non ho fatto chissà che cosa per averli questi doni, sono stato prevenuto, anticipato dall'amore del Signore che mi ha dato dei doni, una manifestazione particolare dello Spirito. E questi doni sono per il bene di tutti. Di conseguenza non li nascondo questi doni, come a volte sarei tentato di fare, come capita a volte. Tu potresti fare quel servizio, non sono capace, non sono... Quando ero in seminario la chiamavano l'umiltà pelosa, una falsa umiltà che è fatta per sottrarsi all'impegno di dare qualcosa per gli altri. Quindi non li nascondo questi doni e tuttavia contemporaneamente non me ne impadronisco, non me ne impossesso come se fossero soltanto miei. E questa sarebbe una superbia manifesta. Ne sarò invece grato, riconoscente a chi me li ha dati e li metterò a disposizione di tutti, senza aspettarmi applausi, gratificazioni, promozioni, consensi pubblici o privati. No, gratuitamente. Il marchio evangelico in tutto questo ambito è proprio la gratuità. Dalla gratuità si riconosce se quel modo di manifestare i doni che il Signore ti ha dato è autentico o è falso.
cioè la gratuità, cioè quella libertà interiore che ti porta a dare il meglio di te stesso senza dover continuamente prendertela con gli altri se non ti dicono neanche grazie, se non ti dicono oh, che bravo, che brava che sei, per fortuna che ci sei tu. No, non è questo che devi cercare. E se non te lo dicono, meglio. Tu dai il meglio di te stesso comunque. Gratuità, cioè docilità allo Spirito Santo, che è l'attore principale di quella manifestazione dei doni del Signore nella tua vita, che è poi fonte di gioia vera, di gioia che non passa, perché non è appoggiata sul successo o sull'insuccesso o sull'insuccesso tuo, ma è fondata sulla certezza che il Signore ti dà il suo Spirito Santo. Guardate, e questo sapete il vino nuovo di cui parla Gesù, il vino buono, è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che dura, che non finisce. E poi permettete un'ultima cosa che appare da questo brano di Paolo. Questi doni, dice, che sono per la comunione, per il bene comune, sono doni diversi. Ne fa un elenco, uno ha questo dono, l'altro no, diversi. Ben ce ne accorgiamo guardandoli, facendo l'elenco di Paolo. Ed è così anche nella nostra esperienza, nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie. E qui sorge un'altra tentazione, quella di rifiutare la diversità, portarla ad essere separazione. Il mio progetto, i miei doni sono i migliori. O si fa come dico io, oppure non ci sto. Non gioco più, dicono i bambini, e in fondo è proprio quello che facciamo anche noi quando non siamo capaci di accettare i doni diversi dai nostri, inserendoli in un percorso comune. Doni diversi per il bene comune. E questo è il dono dello Spirito Santo, la ricchezza della diversità per la comunione. E mi viene in mente voi cantori, per fortuna siete diversi, avete voci di soprani, contralti, tenori primi, tenori secondi, bassi, allora diventa un'armonia. E la bellezza è proprio questa, la diversità per la comunione. È il dono dello Spirito Santo, che avvenga questo non solo in un coro, ma che avvenga nelle nostre famiglie, che avvenga nelle nostre parrocchie, che avvenga nella società civile. Ecco, mentre celebriamo la festività e concludiamo con oggi le festività del nostro patrono, siamo spinti a vedere in lui un esempio di questa diversità per la comunione, una diversità, quella che si respirava al tempo di Tiziano, molto accentuata, per certi aspetti anche tragica. Eppure egli diede tutta la sua vita perché questa diversità confluisse nella comunione. E questo è stato riconosciuto anche da popolazioni diverse. I Longobardi stessi riconobbero questa caratteristica, che era la caratteristica della sua santità. Impariamo da lui, chiediamogli la sua intercessione perché ci aiuti a camminare per questa strada della comunione, che è l'unica che possa costruire qualcosa che resterà per sempre, perché è quella in cui ci guida e ci conduce e ci sostiene lo Spirito Santo.
Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo in uno Deo, credo in uno Deo. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, affidandoci all'intercessione del nostro santo patrono Tiziano, eleviamo a Dio la nostra preghiera unanime perché la volontà del Signore si compia nella storia dell'umanità e il suo regno venga in mezzo a noi. Preghiamo insieme dicendo: per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa, in ogni suo gesto, parola, opere annunzi l'immenso amore del Padre, che è il segno più eloquente nella croce del suo Figlio. Preghiamo. Per intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per il dono della pace, l'intercessione di San Tiziano, patrono della nostra diocesi, ci aiuti ad imitarne la virtù e l'impegno nell'interesse, legami di comunione e di solidarietà. Preghiamo. Per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per i fratelli separati dalla comunione con il Vescovo di Roma, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che stiamo vivendo favorisca il dialogo e la reciproca accoglienza, perché tutti i credenti che invocano il nome di Cristo siano concordi nel professare la medesima fede nell'unico Signore. Preghiamo. Per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per i gruppi corali, parrocchiali qui presenti e per quanti offrono tempo ed energie nell'animazione della liturgia, consapevoli del loro prezioso compito, lo vivano con sempre maggiore fede e dedizione, per una più attiva e fruttuosa partecipazione di tutti. Preghiamo. Per l'intercessione di San Tiziano, ascoltaci, o Padre. Per noi qui riuniti in questa celebrazione, perché lo Spirito Santo ci aiuti, sull'esempio del nostro Santo Patrono, a riscoprire la gioia del nostro essere figli di un Dio grande e misericordioso. Preghiamo. Per l'intercessione di San Tiziano. O Dio, Padre nostro, che un giorno ci donasti come pastore e guida il Vescovo Tiziano,
continua a sostenere i nostri passi nella fede, perché sia più forte la speranza e operosa la carità, nell'attesa di contemplarti santi fra i santi nella gioia del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Laudate Dominum omnes gentes, laudate Eum omnes populi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Con timore e amore ci accostiamo, o Padre, al tuo santo altare, nel glorioso ricordo di Sant'Iziano. Accogli la nostra offerta e rendici sempre lieti nel tuo servizio per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nella testimonianza di fede di Sant'Iziano Vescovo, tu hai reso feconda la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito, e anche nel succedersi dei gravi avvenimenti che hanno turbato il suo cammino, l'hai conservata in una costante e fedele unità, donandole un segno sicuro del tuo amore. Il grande esempio e la fraterna intercessione del nostro santo patrono ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra
offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, con San Tiziano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un segno di comunione fraterna. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, o Signore. Ci disponiamo all'incontro sacramentale con il Signore Gesù, morto e risorto,
è presente in mezzo a noi nell'Eucaristia. Oltre che davanti all'altare della celebrazione, la Santa Comunione sarà distribuita presso il primo altare delle navate laterali. Accostiamoci con ordine al sacerdote più vicino.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutrito di Cristo, pane vivo, fa che seguendo l'esempio di San Tiziano ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il nostro venerato Padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, Vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che oggi ci ha riuniti per celebrare la festa di San Tiziano, patrono di questa Chiesa diocesana, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo, Signore, che ha manifestato in San Tiziano e in tutti i santi la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che nel Vescovo Tiziano ci ha offerto un coraggioso testimone della fede e un sublime esempio di carità fraterna, vi renda capaci di vivere nella fedeltà al Vangelo per una vita santa. Amen. E per intercessione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Prima del canto finale, un grande grazie ai cantori dei vari cori. Purtroppo non ho l'elenco dei cori che ci sono, ma sono parecchi e che hanno voluto essere presenti anche quest'anno a questo appuntamento tradizionale. La vostra presenza ha reso bella, solenne, festosa questa celebrazione e ha anche dato un esempio di quella comunione nella diversità di cui abbiamo sentito parlare nelle Scritture. Grazie di cuore a tutti voi.
Benedicate Dominum omnes gentes, laudate omnes populi.